Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti cari amici e ben ritornati nella live e oggi come avete visto abbiamo niente po' di meno che Hildegarda che ci spiegherà delle Sorpresone. cose importantissime, un ospite di eccezione nel diario del Maledetto Veneziano. Bene Hilde, cosa ci racconti oggi? Beh, oggi recuperiamo i nati del 10 che ieri a causa di impegni reciproci abbiamo saltato e ovviamente portiamo avanti con i nati dell'11 luglio. Esatto. L'intenzione appunto è questa, di Cioè, parlare di questi nati. guardi uno, prendi due, cioè praticamente come il Dixan. Due piccioni con una fava. O era il Dash, non mi ricordo più. Vabbè. Bene, Hilde, ottima idea, mi hai convinto. Quindi, però dobbiamo dire che oggi ci vediamo alle 3 Alle nel 15, canale. esatto. Oggi eccezionalmente solo oggi, 11 luglio, specifichiamo perché poi magari in futuro guardano e pensano che si tratterà di oggi, altra data. Oggi è solo oggi 11 luglio, l'appuntamento è alle 15 per la diretta sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque vi aspettiamo, vi ricordo anche che dovete esporre le vostre domande subito perché comunque noi rispondiamo in ordine di arrivo. Alcune volte spariscono dei commenti, non è colpa nostra. Cercate di scrivere un'unica domanda che contenga tutte le informazioni. A noi occorre che mettiate il vostro nome, la vostra data, una domanda ben formulata e eventualmente se chiedete su qualche altra persona la data e il nome ovviamente di questa persona. Buongiorno Giovanni. Dunque, mi Ciao raccomando, Giovanni, grazie di essere unito nel diario Marietto. Scusate, devo fare, sai, anch'io devo ma metterci certo, la mia impronta, eh? e mi raccomando alle 15 oggi, soltanto per oggi, salvo altre indicazioni in futuro, ma normalmente l'appuntamento è alle 16. Bene, Esatto. cominciamo, parliamo dei nati del 10 luglio. Sì, mi hai Mm? convinto. Non so come hai fatto, ma mi Io hai come... convinto. Sì. Allora, i nati del 10 luglio hanno il dominio mensile Leone. Ovviamente vi ricordo che stiamo guardando i valori da un aspetto di vista differente rispetto all'astrologia moderna, dunque non guardiamo la posizione del Sole, non guardiamo la posizione degli altri dominatori planetari nei vari segni e settori, non guardiamo gli aspetti che formano tra loro, non guardiamo l'ascendente, insomma, non guardiamo niente che abbia attinenza con l'astrologia moderna, la guardiamo da un punto di vista, da una prospettiva antica e simbolica, diciamo così, perché guardiamo lo spostamento della Luna durante una data, dunque quali costellazioni visita nel suo viaggio rispetto all'orbita e alla prospettiva terrestre. Dunque in questo modo noi andiamo a verificare quali sono le ciclicità e quali sono le predisposizioni caratteriali della vita di tutti i giorni e delle persone nate in una determinata data. Dunque è un'astrologia basata appunto sul simbolismo lunare, cosa rappresenta la Luna, e la Luna a livello simbolico occulto è il nostro inconscio, la parte più interiore di noi, il nostro mondo delle emozioni e per estensione di significato è l'anima. Dunque andiamo a guardare un pochettino cosa ci aspetta e quali sono le caratteristiche di questi nati. Sempre anticamente, dunque, il focus era posto sulle costellazioni e non sul segno, che comunque il segno è una risulta degli influssi delle costellazioni per il tramite del Sole e così rispetto all'asse terrestre, ma noi guardiamo appunto la Luna. Allora, cosa ci dice per i nati del 10? Intanto sia il 10 che l'11 che tutti gli altri giorni di questo mese ricevono l'influsso della costellazione Leone quale reggente di questo mese. Dunque, anticamente luglio era associato al Leone e indirettamente al Sole, dunque ricordo che è un mese molto importante anche per lo sviluppo e la crescita spirituale. Tutti i semi che abbiamo piantato in un terreno dissodato e lavorato durante l'inverno, c'è tutto il lavoro di interiorizzazione che abbiamo fatto, oggi porta frutto e questo è un mese eccellente comunque per tutti per raccogliere i frutti del proprio lavoro. Ma ovviamente da un punto di vista invece caratteriale o destinico
ci spiega come questo influsso focoso del Sole e dunque dell'elemento fuoco che è sotteso dietro la costellazione Leone porti questi nati ad essere comunque coraggiosi, intraprendenti, e poi in base agli altri valori che adesso vedremo per i nati del 10 e i nati dell'11 potremo estrapolare delle altre caratteristiche. Comunque di base sono spinti e comunque portati ad intraprendere e ad avere un carattere abbastanza coraggioso, che poi nei casi negativi può invece tirare fuori aspetti vanagloriosi o orgogliosi. Questo comunque dipenderà appunto dagli altri valori. Per i nati del 10, la costellazione che per prima viene visitata dalla Luna in questo giorno è Bilancia, segue l'opposizione di Acquario. Dunque abbiamo comunque un carattere armonioso, perché abbiamo l'elemento fuoco del dominio mensile che sposa molto bene l'elemento aria della stella Capo, dunque della costellazione Bilancia, che per prima viene attraversata dalla Luna in questo giorno. L'opposizione è nuovamente di aria, con la costellazione Acquario, che essendo considerata di una natura superiore e appartenente al primo gruppo, va ad alimentare in realtà e a sostenere l'aria della prima costellazione, che comunque rispetto Acquario appunto è di una categoria inferiore. Buongiorno Antonia. Allora, dunque cosa possiamo dire di questi nati? Fuoco-aria, dunque hanno un carattere dinamico, estroverso, ma anche equilibrato, perché abbiamo comunque Bilancia che li porta a fare da cuscinetto armonizzatore e ammortizzatore nei confronti dei rapporti con gli altri, che comunque vengono messi al centro della loro vita, e sono preposti a cercare l'equilibrio, l'armonia, il bello, ma anche tutto ciò che può essere utile per gli altri. Ricordiamoci che Connubio, Bilancia e Acquario, formato dalle prime due costellazioni, porta questi nati ad interessarsi non solo dei diritti e della difesa degli altri, ma anche di un progresso che può agevolare la vita delle generazioni future. E dunque abbiamo di fronte delle persone molto dinamiche, intelligenti, ma doti sicuramente di sensibilità e non poche difficoltà comunque, perché la costellazione Acquario in opposizione parla di come saranno necessari grandi sacrifici, grandi lotte nell'ambito familiare ma anche nell'ambito sociale. Dunque queste persone riusciranno ad emergere lentamente nel tempo e comunque a farcela, soprattutto poi in chiusura, alla fine della vita avranno comunque una serena vecchiaia. Felici particolarmente nell'età matura questi nati. Le loro costellazioni li favoriscono nel commercio e abbiamo comunque un doppio fluido di Capricorno, dunque la costellazione Capricorno presente 2 volte, tra cui una in chiusura di quadrato, il che significa che ci troviamo di fronte a persone che possono avere difficoltà da un punto di vista fisico per tutto quello che riguarda lo scheletro, dunque l'ossatura, la struttura non solo del loro corpo ma della loro vita, dunque impiegheranno molto tempo a organizzare questa struttura e a renderla stabile, eppure ci riusciranno, anche grande il sacrificio che metteranno, ma otterranno i risultati. Purtroppo da un punto di vista diciamo economico la loro fortuna è altalenante, parecchio oscillante e probabilmente nella vita, se apriranno un'attività commerciale, purtroppo dovranno chiuderla per mancanza di clienti o comunque per una poca fiducia che si crea nei loro confronti, ma ad ogni modo ripeto che chiuderanno positivamente. Sono anche soggetti a particolari calunnie. Purtroppo abbiamo Capricorno Gemelli, che è una classica sequenza che ci parla di come immancabilmente e ciclicamente sono messi al centro dell'attenzione, a loro malgrado, non necessariamente faranno qualcosa per meritare queste attenzioni, ma comunque sta di fatto che è così. Stavo accennando a come le strutture della loro vita sono poste al centro e diventano
possono essere problematiche queste situazioni, ma ricordo che indica anche che c'è la propensione a malanni o disturbi di natura cronica, ereditaria e occlusiva, dunque sappiano, sono stati avvisati. Detto questo, io direi che possiamo passare ai nati dell'11. Cosa ne dici, Marietto? Ma dico, dopo questa bellissima radiografia che sembrava quasi un TAC o una risonanza magnetica su quelli nati al 10, insomma, se uno è anche debole di cuore, dopo che aveva sentito nati al 10 le varie malattie, insomma, tocca tutto quello che si può toccare. Però fa niente, puntiamo su quelli dell'11 luglio. Avanti. Allora, Avanti, se vuoi. cambia un pochino la suonata, perché abbiamo... Vabbè, dai, non era male neanche di là, però insomma dovranno comunque impegnarsi, e soprattutto un altro aspetto che devo dire è che dovranno fare attenzione a non cadere in adulterio, perché questa cosa loro potranno anche farlo, voglio dire, non sto qui a giudicare la faccenda. Scusa, quelli nati del 10, sì. Allora, Hilde, scusa, hai avvisato il mondo intero che se trovano uno nato il 10, lasciare. Potrebbero. No, dico, lasciare subito, neanche chiedere una consulenza alla Hilde, lasciare tutto in un colpo, via, scappiamo. No, poverini. Diciamo che ricordo sempre che queste sono linee guida generali. Buongiorno Sara, sono linee guida generali, non significa che debbano manifestarsi esattamente così, perché ci tengo a dire che ciascuno poi nasce con valori personali. Questi sono appunto, diciamo, il leitmotiv dei nati del 10, ma poi ciascuno di loro nascerà in un determinato giorno, ora, e dunque concorrono altri fattori assolutamente personali che possono correggere anche parecchio il tiro. Ma di fatto questi nati, se dovessero tradire, ne pagherebbero proprio a livello economico, perché il denaro verrà preso, se sono uomini, dalla donna, che si ripagherà appunto del torto subito. Dunque diciamo che questo cercate di fare attenzione. Sì. Allora, i nati dell'11 abbiamo sempre il dominio mensile di agosto associato alla costellazione Leone, dunque quello che ho detto per i nati del 10 vale anche per i nati dell'11, dunque questo apporto di fuoco importante che li rende comunque ambiziosi di realizzazioni personali, non tanto di ricchezze, perché comunque questa è una costellazione che gliele porta lo stesso, in un modo o nell'altro, ad avere a che fare con denaro o comunque la possibilità di costruirsi una carriera. È chiaro che poi non è la sola a concorrere a un quadro d'insieme, ma è un influsso, una delle parti. I nati dell'11 hanno anche la prima costellazione attraversata dalla Luna, Ariete, dunque altro fuoco, e l'opposizione di Leone, altro fuoco, tra l'altro Leone sia nel dominio mensile sia nella stella capo. Dunque questi tipi sono focosi, molto focosi, che significa che hanno una natura e un temperamento sanguigno, talvolta li fa diventare eccentrici, impulsivi, aggressivi, questo quando dovessero sentirsi impossibilitati nell'esprimere se stessi. In realtà è un fuoco che presto si accende, presto si spegne anche da solo, dunque tra l'altro sono anche le persone perfettamente in grado di rendersi conto del loro sbaglio e chiedere scusa, dunque questo onore al merito bisogna dirlo. Allora, questo fuoco comunque li rende grandi combattenti. Se poi fossero nati anche di martedì, attenti, largo. Abbiamo parlato dei nati di martedì scorso, dunque chi volesse andare a cercare nei pregressi, nelle nostre pillole precedenti, può andare a farsi un approfondimento mirato. Comunque, di fatto queste persone sapranno lottare per raggiungere i loro obiettivi e conquisteranno un benessere economico e una realizzazione sociale per quello che è il loro intendimento. Dunque
Saranno tra l'altro molto, molto intelligenti e riusciranno anche a condurre, diciamo così, cioè ci possono essere grandi condottieri tra questi nati, dunque persone in grado per il loro carisma di coordinare anche un grosso numero di persone. Può essere da un punto di vista lavorativo, può essere da un punto di vista sociale, in ogni caso si sapranno distinguere in questo senso. Abbiamo poi un binomio di costellazioni Pesce-Sagittario all'interno del loro elenco, cioè delle costellazioni visitate dalla Luna nel giorno della loro nascita, e questo elenco si chiama quadrato di nascita. Comunque hanno questo Pesci-Sagittario che li porterà anche ad affrontare lunghi viaggi e forse anche a cambiare domicilio, residenza più volte nella vita, e chissà, forse anche lontano rispetto al luogo di nascita. Sono sicuramente, non ci sono, c'è il doppio fluido di Toro, ecco, ok, allora, siccome c'è il doppio fluido di Toro, possiamo dire che dovranno comunque nella loro vita fare attenzione a tutta la regione della gola, questo visto che ho parlato anche delle predisposizioni fisiche dei nati del 10, mi sembra giusto anche per i nati dell'11, dunque attenzione perché la gola potrebbe dare problemi nella vita, dunque tutto quello che riguarda la gola, la voce, le tonsille, le corde vocali, la tiroide, tutta questa regione, ok? Come pure può parlare di certi eccessi, in un certo senso, che possono essere eccessi goderecci oppure la possibilità che siano soggetti a interventi in questa regione. Dunque questo è un po' il loro tallone d'Achille, insieme a diciamo la tendenza alle infiammazioni. Questo grande influsso di fuoco comunque produce da un punto di vista degli effetti sul corpo fisico stati infiammatori, probabilmente che si ripercuotono sulla testa e sulla schiena. Non mi stupirei della cervicale per queste persone. Ad ogni modo sarebbero ottimi nelle carriere militari proprio grazie al loro piglio combattente e condottiero, e purtroppo anche loro sono soggetti a calunnie in alcuni momenti della vita. Bene, io ho detto tutto, o almeno quello che si poteva dire, diciamo così, in una diretta, parlando a grossi capi di questi nati. Forse un'ultima cosa potrei dirla sui nati dell'11, questa chiusura in gemelli può voler dire che o si avrà qualche piccolo problema con i fratelli, con i cugini, con questi, diciamo, parenti prossimi che appartengono appunto all'influsso dei gemelli, che è il terzo settore, dunque può voler dire anche appunto essere soggetti a calunnie, come ho detto, e anche insomma che Vergine Gemelli, attenzione perché in chiusura magari può indicare queste problematiche legate anche qui a rapporti extraconiugali, oppure l'essere oggetto di attenzioni da parte di persone sposate. Ecco, detto questo, grazie Caroline, buongiorno anche a te. Buongiorno Caroline, grazie di esserti unita. Beh, detto questo, Hilde, insomma, hai fatto proprio un'analisi completa, mancava solo il DNA di questi nati del 10 e dell'11, quindi domani ci aspettiamo il 12, se tanto mi dà tanto. Sì, se tanto ci dà. Sì, domani il 12, dai, facciamo arrivare il 12, via, dai, su, via. Così buttiamo lì il 12, chi lo prende, chi non lo prende non lo prende. Facciamo così, Hilde. Hilde, sei sempre veramente generosa a spiegare le cose ed è bellissimo sentirti proprio perché si vede che hai competenze, conoscenze e bravura anche nella divulgazione, che non è cosa da poco. Ah, dobbiamo ricordare che tu fai anche a pagamento i quadrati di nascita, giusto? Sì, anche se devo dirti che li faccio, ma proprio
faccio, faccio una fatica a farli, non per qualcosa, ma perché richiedono un impegno al di là dello studio che c'è dietro, anche proprio nello scriverli. Dunque, anche per quello che io che do nel quadrato di nascita, che è un qualcosa che in realtà non ha prezzo, perché se uno capisse quanto l'opportunità che ha davanti nel vedere i cicli della propria vita con tanto di date conteggiate e con quello che possono aspettarsi di volta in volta, anche l'equilibrio e l'elemento della propria personalità, l'influsso dei dominatori planetari, in che misura e con che peso, insomma è uno studio che apre moltissime porte per chi volesse usarlo per correggere se stesso, per sfruttare al meglio certi influssi che appunto ci arrivano in determinati momenti della nostra vita, oppure ripararsi e, come dire, neutralizzare in qualche modalità gli influssi negativi che, conoscendo in anticipo, uno può in qualche modo limitare. Dunque diciamo che in realtà è un lavoro che non ha prezzo, un prezzo però glielo devo dare, deve essere comunque un prezzo che appaghi del tanto lavoro che c'è dietro e nello stesso tempo scoraggi persone che non hanno un reale apprezzamento per quello che è il valore di questo lavoro. Dunque diciamo che mi riservo di stabilire per chi redigerlo, questo è un po' il senso della cosa. Comunque sì, li faccio anche su commissione, però siccome richiedono un grandissimo lavoro, sappiano le persone che sono interessate e che vogliono che io sviluppi questo per loro, che c'è da attendere. Non è una cosa che si dà dall'oggi al domani, perché c'è dietro un grande studio e poi devo proprio scrivere, mi do un resoconto di oltre 20 pagine, dunque. Che praticamente copre tutta la vita. È il libro della loro vita, sì, è il libro della loro vita. Se vorranno, sapranno leggerci tante cose dentro. Bene, Marietto. Allora, penso che hai detto tutto oggi sul 10 e l'11, per fortuna, perché sennò uno, insomma, un attimino, sei stata veramente generosa in questa divulgazione, ma adesso possiamo dire i nostri appuntamenti, per chi ancora... Esatto. Ricordo oggi, straordinariamente solo oggi, alle 15, perché normalmente le live del sabato sono alle 16, ma oggi per causa mia, mea culpa, faremo alle 15 questa anticipazione, dunque vi aspettiamo appunto per la diretta, risponderemo ai vostri quesiti gratuitamente, sia il Marietto sia io, il Marietto con il pendolino e io con una veloce estesa. Questa volta mi riprometto di girare poche carte, così riusciamo a dare la possibilità a più persone di avere una risposta. Ovviamente sarà una risposta più breve, non approfondita come sempre, però vi aspettiamo comunque con gioia alle 15 e venite numerosi. E soprattutto il 99% dei nostri iscritti al canale sono persone educate, però ogni tanto capita dentro qualcuno che si è perso e allora lì bisogna, come si suol dire, in un certo senso spiegargli che nei nostri canali ci vuole educazione, che non siamo circhi da baracconi come magari pensano, che non abbiamo tempo da perdere, stiamo lavorando per l'Italia, stiamo lavorando per la gente che vuole fare qualcosa di sano, costruttivo, persone integre, non stiamo lì a perdere tempo a raccontare barzellette, chi lo vuole capire bene, chi no può andare a pascolare, visto che più di tanto non possono arrivarci, magari in altri gruppi, che magari gli do io il nome di qualcuno, così che vanno lì, che loro magari saranno sempre serviti come me. Però non venite nei nostri, se non lo dico per quelli che stanno guardando adesso il video, ma per le 200-300 persone che lo guarderanno entro stasera, no? Se qualcuno per caso ha intenzione di venire nei nostri canali, che sia almeno educato, e lo ripeto, non è colpa loro ma dei loro genitori, che se a un certo punto della vita avessero tirato qualche
qualche dritta giusta avrebbero capito come stare il mondo, ma purtroppo io non posso andare a spiegare ai genitori come fare stare al mondo i propri figli. Quindi io penso di aver detto tutto e posso dire solo che lunedì avremo il gruppo su Telegram e poi alle 9:30, sorpresona ancora, abbiamo la Una nostra... diretta sul mio canale YouTube, sì. Esatto, Dunque abbiamo molti appuntamenti, molti punti di contatto, tramite le dirette appunto abbiamo la possibilità di interagire proprio di persona, anche nonostante la distanza. Abbiamo comunque 2 gruppi Facebook di Magia Sibille, Tarocchi, Radiestesia e i Casti Sacerdotali, dove divulghiamo comunque quotidianamente. C'è il gruppo Telegram I Magici Arcieri Bertoldini, che è gratuito, aperto a tutti, dove trattiamo appunto materie esoteriche, i tempi che verranno, parliamo anche di Cabala, di magia, di radionica, radiestesia, dunque è un gruppo che riguarda questi argomenti. Se vi fa piacere partecipare è aperto e accessibile a tutti, sempre secondo le regole del gruppo, dunque ci riserviamo anche... allora, c'è una domanda, sì, Manuel, il mio canale si chiama Hildegarda e lo trovi su YouTube, proprio cercando Hildegarda. Grazie per avermelo chiesto, così ho risposto probabilmente anche a qualcun altro che poteva essere incuriosito. Vi ricordo comunque che oggi trasmettiamo dal canale YouTube del Marietto Veneziano. Trovate Marietto Veneziano, anche lui, e dovrete essere iscritti ai canali per poter commentare in diretta o esporre le vostre domande. Dunque, questo è come contattarci appunto durante le dirette. Grazie a te, Manuel. Ma iscriviti anche nel canale del Marietto Veneziano, mi raccomando, Manuel. Suppongo di sì, avrà capito. Sì, no, perché sennò se non si iscrive non può fare la domanda. Non magari possono commentare. Allora, ricordo che il lunedì e il venerdì siamo in diretta sul mio canale YouTube, dunque il canale YouTube Hildegarda, e il mercoledì e il sabato siamo in diretta sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque Sara ride. Secondo me Marietto la fai ridere tu per il modo in cui dici le cose. Ma sì, va, buttiamola lì così. Ok, bene, cari amici, io penso che dopo 27 minuti e 37 secondi abbiamo praticamente svuotato i polmoni della nostra Ildona, la nostra Ilde nazionale. Ilde, sei sempre un topolotto eccezionale. Bene, possiamo salutare i nostri amici, cosa pensi? Certo, assolutamente. Allora, vi aspettiamo oggi pomeriggio alle 15, vi auguriamo uno splendido sabato e un buon proseguimento di giornata. Vi abbraccio tutti, a domani per la diretta e a oggi per le risposte con le sibille e il pendolino. Buon proseguimento. Grazie cari amici e alla prossima, ciao cari amici.